Amen. Il Signore ci benedica. Se ci alziamo e leggiamo il primo brano insieme all'impiedi. È tratto dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Amen. Vi potete sedere. Allora, uno dei personaggi della Bibbia che più ha ottenuto davanti a Dio è senza dubbio Davide. È diventato era il poverello di casa sua, tra virgolette, cioè era l'ultimo della sua casa. Pensate che quando il profeta andò nella casa di Jesse, di suo padre, c'erano tutti i figli tranne lui. Lui era l'ultimo di tutti i figli ed era addirittura a pascolare il gregge, quindi il profeta era convinto che Dio l'avesse mandato là perché uno dei figli presenti doveva essere l'unto di Dio. E invece Dio gli disse: no, guarda che non sono tutti qua i figli di Jesse, ce n'è ancora uno nascosto. E allora fu mandato a chiamare. La sua particolarità era zero, praticamente, perché era il più basso di tutti, era pure il più piccolo, il più sperduto, sembrava il più sperduto, eppure Dio lo ha elevato a re. Certamente, pensando a Davide, noi pensiamo ad un percorso di vita di Davide che non dico in discesa, ma in pianura, no? Un pochino ha avuto la strada facilitata, diciamo, da giovane è stato unto re. In realtà non è così, perché già prima di essere unto Davide ha avuto una predisposizione verso Dio particolare. Come abbiamo letto ieri, il servo era custode delle pecore, del gregge del padrone, e lui è stato un buon custode del gregge di suo padre. Questo ci fa capire che Davide non solo era innamorato delle cose di Dio, perché mentre lui badava al gregge di suo papà, il suo cuore era predisposto anche alla preghiera, ma nello stesso tempo, se era necessario, si buttava nella bocca del leone o tra gli artigli dell'orso pur di salvare le pecore di suo padre. Ha lottato fisicamente. Amen. Quindi noi non dobbiamo pensare a Davide come ad un personaggio che ha avuto la strada spianata per diventare al trono, anche perché ha dovuto combattere anche contro Golia. Ha dovuto affrontare una persona che era almeno 3 volte più alto di lui. Golia si dice che secondo la metrica era alto 3,5 metri, era impostato, bello impostato, e non è andato là con spade o con lance o con cose particolari, è andato là con 5 pietre e al primo colpo l'ha beccato. Quindi Davide ha avuto sì l'onore di diventare il primo vero re di Israele, il primo vero re, perché è vero, perché veramente lui ha onorato Dio nella sua regalità, mentre noi sappiamo che Saul non è stato il primo re di Israele, sì, ma non il vero primo re di Israele, perché Saul è stato più o meno un personaggio un po', diciamo così, per i fatti suoi. E la particolarità di questi due personaggi è che uno viveva secondo il naturale, mentre l'altro viveva secondo lo spirituale. Perché abbiamo letto questo brano? Perché Paolo ci dice che le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo. Guardate che qua Paolo menziona 3 aspetti delle persone: la vista, l'udito e il cuore, cioè i sentimenti.
Quindi ci sono delle cose che la nostra vista la nostra vista non ha visto, le nostre orecchie non hanno udito e soprattutto il nostro cuore, i nostri sentimenti non hanno provato. Amen. Dentro di noi c'è un'emozione, non dico che noi non abbiamo visto niente, noi non abbiamo sentito niente, noi non abbiamo sperimentato niente dentro di noi, ma evidentemente Paolo ci dice che c'è qualcosa di più che ancora non abbiamo sperimentato. Perché ancora non abbiamo sperimentato? Perché ancora viviamo nella carne, nelle cose naturali, cioè i nostri occhi, le nostre orecchie e i nostri sentimenti certe volte sono un ostacolo all'opera di Dio. Dillo alla persona accanto a te, un ostacolo. I nostri sentimenti vengono nutriti da quello che vediamo e da quello che sentiamo. Se noi non siamo separati dalle cose umane, i nostri occhi e le nostre orecchie influenzano i nostri sentimenti. Se noi vediamo morte, i nostri sentimenti sono di pietà. Se noi udiamo morte, i nostri sentimenti diventano di pietà. Ma noi dobbiamo elevarci, dobbiamo iniziare a vedere cose più importanti nella nostra vita e iniziare a sentire cose più alte per trasformare i nostri sentimenti e far sì che quelle cose che Paolo dice che ancora non abbiamo visto, noi le vediamo oggi. Amen. Dì alla persona accanto a te, oggi voglio vedere. Oggi voglio sentire. Per trasformare le mie emozioni. Amen. Quindi qual era questa relazione? Adamo, prima di cadere nel peccato, aveva gli occhi aperti e le orecchie belle aperte. I suoi sentimenti erano spirituali. Come facciamo a sapere questo? Perché quando Gesù è venuto sulla terra, noi sappiamo che Gesù era in perfetta comunione con il Padre, ma quella perfetta comunione con il Padre noi sappiamo che Adamo ce l'aveva pure, l'ha persa. Ecco perché diciamo il vecchio Adamo e il nuovo Adamo, perché il vecchio Adamo è morto al peccato e ha perso quella comunione con Dio, ma in Cristo noi ritroviamo di nuovo la comunione con Dio. Amen? Andiamo a leggere Giovanni, capitolo 16. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Capitolo 16, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Gesù parla agli apostoli e gli dice: ancora non siete all'altezza. Ancora non siete all'altezza. Eppure Pietro, che è stato quello che ha avuto la più grande rivelazione di tutti i tempi, senza neanche avere lo Spirito Santo, ha detto a Gesù che era il figlio di Dio. Ha avuto una rivelazione. Eppure Gesù dice loro, soprattutto a lui, che ancora non erano all'altezza. Non che non erano degni, la dignità è una cosa, ma l'altezza è un'altra cosa. Perché se noi restiamo bassi, noi non vediamo al di là, ma più in alto andiamo, più riusciamo a vedere, più abbiamo rivelazione. Amen? Quindi, però, continuando a leggere questo brano, guardate che cosa dice. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ve lo annunzierà. Dillo alla persona accanto a te: annunziare. Una cosa annunciata è una cosa che entra nelle nostre orecchie. Ok? Quindi lo Spirito Santo ha la capacità di parlarci e farci comprendere cose nuove. Amen. Quindi non è una questione che dipende da noi, è lo Spirito Santo che deve venire incontro a noi e farci vedere cose nuove, farci udire cose nuove. Amen. Chi è che deve venire? Lo Spirito Santo. È un'azione spirituale. È qualcosa che va oltre noi stessi, è qualcosa che viene dallo Spirito Santo, è qualcosa, una trasformazione che avviene in noi attraverso lo Spirito Santo. E allora, perché ancora noi non vediamo e non sentiamo e non abbiamo il cuore pieno di quelle cose che
Dio ci ha annunciato? Perché noi limitiamo lo Spirito Santo. E come lo limitiamo? Perché i nostri occhi e le nostre orecchie guardano troppo e sentono troppo le cose del mondo. E questo è il problema. E le cose del mondo possono essere qualsiasi cosa, il marito, la moglie, il lavoro, i figli. Dico, non è che non dobbiamo pensare a queste cose, ma secondo la parabola che abbiamo letto ieri, che è stata molto illuminante, noi dobbiamo fare le cose senza interesse, anche se poi Dio ci ricompensa, ma è un discorso a parte. Ma noi non dobbiamo vivere per una ricompensa. Abbiamo fatto tanti studi su quello che ci attende dopo, su quello che ci attende anche qua, diverse predicazioni, ma il senso del Vangelo non è quello. È un contorno, è qualcosa che il Signore ci dà in più, ed è sconvolgendo un altro passo della Bibbia che è incomprensibile, sconvolgente, incomprensibile, tutti le stai dicendo. Quando vengono chiamati gli operai della prima ora, che cosa succede? Che il padrone si mette d'accordo e gli dice: ti do tanto. Quanto gli dà? Una giornata di paga, non ricordo. Quindi questo signore, questo padrone esce di nuovo, chiama altre persone durante la giornata, finanche gente che ha lavorato un'ora sola la sera, e poi alla fine a tutti dà la stessa paga. Il primo si offende, ma io vorrei vedere chi è che non si offenderebbe. Io lavoro tutto il giorno, arriva quello, lavora un'ora sola e gli dai quanto ha dato a me. Dio è ingiusto, perdonatemi, questo signore è stato ingiusto. Se ci fosse stato il sindacato, sarebbe stato nei guai. Il sindacato gli avrebbe fatto sborsare ferie contro ferie, soldi contro soldi, non lo so. Quel signore si sarebbe consumato ragionando così. Eppure il significato è un altro, che noi dobbiamo lavorare non pensando alla paga. E quello è il senso. Non dobbiamo pensare alla paga. Noi dobbiamo pensare a servire il nostro Signore. È un gesto d'amore, come Gesù ha servito noi, senza pensare alla paga. Anzi, Gesù ha dovuto imparare il dolore, che era una cosa che lui non conosceva. Non ha avuto una paga, ha avuto una punizione, tra virgolette, pensando a noi se avessimo fatto la stessa cosa. Dice, però Gesù poi se n'è andato in cielo, ma quello già lui era garantito che se ne andava in cielo, lui già sapeva come sarebbe andato a finire. Lui non sapeva che cosa lo attendeva, o meglio, sapeva che cosa lo attendeva nella carta, ma non sapeva che cosa lo attendeva nella carne, perché lui non ha mai vissuto il dolore, ha sperimentato il dolore. Amen. E ha dovuto imparare anche l'ubbidienza in questo senso. Quindi dove eravamo rimasti? Che noi siamo il limite all'opera di Dio, non è Dio il limite all'opera in noi. Siamo noi che blocchiamo Dio puntando troppo gli occhi sul mondo e non guardando a Cristo, mettendo le nostre orecchie troppo su quello che dice il mondo, su quello che ci propone il mondo, su quello che dicono le persone, sullo sparlamento. Metteteci nel calderone tutto quello che volete, ma noi guardiamo troppo dentro quel calderone e ci dimentichiamo che quel calderone è destinato a morire e non essere più alla presenza di Dio. Amen. Quindi noi dobbiamo iniziare a trasformarci. Allora, la differenza appunto sta nella presenza dello Spirito Santo. Se leggiamo Galati capitolo 1 dal versetto 15. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue. Guardate Paolo che cosa ci dice. Paolo dice che ha avuto una rivelazione, ma non è andato a cercare cose scritte, cose meccaniche, cose intellettuali, cose teologiche, no.
Ha avuto una rivelazione. E guardate poco cosa dice. Né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. Ora, abbiamo elogiato Paolo per la sua intelligenza, per la sua preparazione, ma arrivato a un certo punto lui reputava tutta la sua teologia una schifezza, una cosa inutile. Dici, ma Carmelo, guarda che tu ci stai dicendo che dobbiamo studiare. Vero, dobbiamo studiare. E ora poi vi spiego anche perché. Ma Paolo, arrivato a un certo punto, se ne va in Arabia. Oggi l'Arabia Saudita, ma all'epoca si chiamava solo Arabia. Sapete perché si chiama Arabia Saudita? Accettiamo risposte intelligenti. Perché la dinastia che in questo momento domina l'Arabia è la dinastia dei Sauditi. Quindi si chiama Arabia Saudita per questo motivo. Ma all'epoca si chiamava Arabia, la penisola arabica. E se n'è andato là. Poi è ritornato a Damasco. Per altri 3 anni non si è fatto vedere da nessuno. Ma a quanto pare il totale di questi anni, non ce lo dice la parola di Dio, ma ce lo dice, non ce lo dice questo brano, ma ce lo dice la parola di Dio nel suo insieme. A quanto pare sono passati tra i 13 e i 15 anni. Cioè lui è stato in pausa dai 13 ai 15 anni e ha meditato sulla rivelazione che aveva. Come ha meditato? È andato a prendere la parola, la conoscenza che lui aveva. Lui è andato a prendere la Bibbia che aveva all'epoca, tutto il Vecchio Testamento. E ha studiato su quella cosa, ha detto io devo capire. Ma lui riteneva spazzatura la sua teologia, il suo credo, perché era sbagliato. Ma lo Spirito Santo gli ha aperto gli occhi sulla parola di Dio. Amen. Gesù è la parola di Dio e la parola di Dio è Gesù. Quindi noi come possiamo riempire i nostri occhi e le nostre orecchie? No, un giorno verrà Gesù e si rivelerà a noi. No, mi dispiace. Molti sono convinti che Gesù deve ritornare a farsi vedere una volta ogni, diciamo così, ogni generazione, così convince tutti. No. La rivelazione ci viene dalla parola di Dio, ma la rivelazione ci viene dallo Spirito Santo, perché molti leggono la parola di Dio ma non ne hanno rivelazione. Ditemi che non è vero. Ma noi non possiamo permetterci di essere come quelli. Noi dobbiamo iniziare a leggere la parola di Dio secondo lo Spirito Santo. E ieri vi ho fatto vedere come un brano complicato all'improvviso si illumina. È vero? Se noi ci immergiamo in quella parola e iniziamo a meditare su quella parola, all'improvviso diventa qualcosa di fantastico e diciamo mamma, ecco che cosa voleva dire il Signore in questo brano. Giovanni 15,7: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Quanti sono convinti di questa parola? Amen. Che significa parola? Da quale parola greca viene? E basta? Gesù era il Logos, no? In principio era la parola presso Dio, la parola era Dio. Logos è parola. Basta? Parola. In greco come si dice? Logos è? Quindi dice così: se dimorate in me e le mie parole, cioè dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Quindi se dimorate in me e Gesù dimora in voi, e i Gesù, perché è plurale, e i Gesù dimorano in voi, no, qua non è logos, è un'altra parola greca. Qual è? Dai. Rema. Chi l'ha detto prima? Tu l'hai detto. Brava. Rema. In questo caso è rematà, perché è plurale. Che significa?
Significa che noi possiamo imparare un versetto a memoria e quindi dentro di noi diventa logos, ma la stessa parola, se non diventa rema, dentro di noi, è inutile. Ci siete? Ora vi spiego che significa rema. Quindi se noi impariamo un versetto qua, ce lo fissiamo qua, in principio era il verbo è la parola è la presso Dio, quello in noi diventa logos, una parola. Logos. Ma se quella parola non vive in noi, non diventa carne, non ci trasforma la vita e non ci fa comprendere il senso di tutto il pianeta Terra e di tutto l'universo, rimarrà logos, non è un rema, non è una rivelazione. Non è una parola personale, il rema è qualcosa che ti deve toccare, ti deve trasformare, deve mettere nella tua testa qualcosa di diverso, deve entrare nelle tue orecchie, guardare e farti vedere cose nuove, cose che trasformano la tua vita. Se no non è un rema. Quindi Gesù dice così: se dimorate in me i miei rematà non dimorano in voi, potete chiedere quello che volete, non vi sarà dato niente. Capito? E quello è il problema. Noi guardiamo anche la parola di Dio con gli occhi del mondo e non facciamo nostre le promesse di Gesù. Non le facciamo nostre, è inutile. Quando noi leggiamo io sarò sempre con te, per esempio, no? Sì, siamo convinti di quella parola, ma non è una cosa nostra, perché alla prima difficoltà diciamo al Signore: ma dove sei? Dice che eri tu con mia. Perché quella parola in noi non è un rema, ma è un logos. La nostra mente si è convinta a livello umano, ma non si è convinta a livello spirituale. Come faccio a capire se quella parola è diventata un rema dentro di me? Perché anche nella difficoltà, nella prova, sono tranquillo. E vi voglio testimoniare una cosa che non sa nessuno, neanche Maria Antonietta. Ho avuto un problemino, una notizia che sulla prima mi ha sconvolto la vita. Mi hanno pure chiamato, mi dissero: Carmelo, guarda che c'è questo problema. E allora dentro di me mi sono detto: e mi sono iniziato a fare film in testa. Però poi mi sono fermato e dissi: no, non ci casco. Va bene, quello che succede succede. Se viene anche male verso di me, accetterò il male che viene verso di me, ma io non mi dispererò, non diventerò un pazzo, non farò sciocchezze. Io starò tranquillo e calmo, fermo nella parola di Dio. Io sono nelle mani del Signore qualsiasi cosa succeda. Amen. Ora poi a Marinonetta glielo dico, sul palco non si può dire, però vi assicuro che è stata una cosa che mi ha sconvolto sul momento, perché non è la prima volta che mi capita, e questa è la seconda volta, ma la prima volta è stata distruttiva. Ma io non voglio permettere al diavolo di distruggermi di nuovo. Amen. Qualsiasi cosa accade, io sono nelle mani del Signore. Amen. Quindi questo è quando noi recuperiamo la parola di Dio e la trasformiamo in noi un rema, una rivelazione, cioè noi abbiamo pace, noi abbiamo rivelazione, noi abbiamo la visione chiara, perché il velo è strappato davanti a noi. Ma se il velo non è strappato davanti a noi e noi ancora viviamo con un velo davanti, è ovvio che alla prima difficoltà ci lamentiamo. Ovvio. Ci disperiamo, diciamo: ma perché, Signore? Ma tutta mia le fa venire. Ma la croce delle chiove che andavo solo io, cos'è facevo? È vero? Quindi leggiamo di nuovo 1 Corinzi, capitolo 2, sempre dal versetto 9. Ma come sta scritto, le cose che orecchio non ha visto, le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è lui?
Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, finché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Amen. Quindi noi conosciamo le cose donate da Dio. Quando abbiamo lo Spirito Santo in noi sappiamo quali sono le cose che Dio ci ha donato. E se non lo sappiamo, ancora in noi non c'è lo Spirito. Dille alla persona accanto a te, tu ancora non hai, no. Tu non hai ancora lo Spirito. Sicuri siete? No, lo Spirito Santo deve abbondare in noi. Amen. Perché magari, sapete, la rivelazione, c'è Daniele, Dio parla a Daniele e gli dice sigilla questa parola, perché non è il tempo. Quindi io sono convinto che molte cose nella Bibbia nella parola di Dio sono sigillate e con il tempo questi sigilli vengono rotti, cioè la conoscenza aumenta. Amen? La conoscenza aumenta e ancora aumenterà, perché più andiamo avanti nel tempo, più la parola di Dio si manifesterà, cioè più le profezie si realizzeranno e più per i figlioli di Dio ci sarà luce. Cioè man mano che noi andiamo avanti ci sarà più rivelazione. Questa generazione ha un livello di rivelazione, la generazione successiva ne avrà un altro livello, perché noi lasceremo un tesoro a quelli che verranno appresso e quelli che verranno appresso troveranno altri tesori che lasceranno alla generazione futura ancora, finché, se prima non viene Gesù, naturalmente, giusto? Se prima il Signore non ritorna. Ma nei secoli è stato così, la rivelazione è andata avanti, non una nuova rivelazione, ma quella che già era scritta si è rivelata, si è aperta, si sono rotti i sigilli. Amen. Gesù dice che tutti i profeti, parlando di lui, non sapevano che cosa dicevano. Erano ignari di che cosa stavano profetando. E avrebbero desiderato con tutto il loro cuore vivere il giorno che loro stessi profetavano, ma non l'hanno vissuto. Amen. Quindi noi abbiamo una rivelazione superiore a quella che hanno avuto i profeti. Amen. Magnifico. Noi abbiamo una rivelazione superiore, senza dubbio, perché molti sigilli si sono rotti, ma a livello personale dobbiamo avere anche una rivelazione personale della parola di Dio, di quello che il Signore vuole fare con noi, che non è solo lavoro, casa e famiglia. Non è solo quello, non può essere solo quello. Il mondo vive così e ci dice la parola stessa, Gesù ci dice che non possiamo diventare come Sodoma e Gomorra. Il mondo diventerà come Sodoma e Gomorra, cioè si sposeranno, penseranno solo a sposarsi, penseranno solo a lavorare e il peccato aumenterà, ognuno farà quello che vuole, ma quel tipo di atteggiamento attira solo i tempi finali, come è stato ai tempi di Mosè, come è stato ai tempi di Mosè, come è stato ai tempi di Noè, come è stato ai tempi di Sodoma e Gomorra. Pensate, Cafarnao, non so quanti di voi hanno visto il video. Quanti hanno visto il video che ho messo sul gruppo? Magnifico, si contano su una mano, bravi. Cafarnao, che è stata una delle città che ha visto i più grandi miracoli di Gesù, Gesù dice: tu Cafarnao sarai giudicata da Sodoma e Gomorra. Perché loro non hanno visto quello che tu hai visto. La rivelazione di Cafarnao è stata superiore di quella di Sodoma e Gomorra, eppure Cafarnao sarà giudicata da Sodoma e Gomorra. Quindi avere rivelazione è anche una cosa importante nella nostra vita, ci deve portare avanti, non indietro. Amen? Stiamo concludendo. Ora, dove siamo? Versetto 13. Di queste altre, prendiamo dal 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Vedete che insiste sull'ascoltare la parola di Dio a livello spirituale, non a livello umano.
Amen. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Amen. Dobbiamo giudicare la parola di Dio spiritualmente, giudicare nel senso investigare la parola di Dio a livello spirituale. Or l'uomo, no. Versetto 15, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, or noi abbiamo la mente di Cristo. Amen, noi abbiamo la mente di Cristo. Dì alla persona accanto a te, tu hai la mente di Cristo. Amen, quindi vuol dire che se non c'è lo Spirito Santo in noi c'è la mente di Cristo. Amen. Dobbiamo essere persone spirituali, non naturali. Naturali si intende ancora nella carne. E Paolo sta parlando alla chiesa, non sta parlando all'assemblea che era a Corinto o in mezzo alla piazza, nell'agorà. Sta parlando alla chiesa di Corinto. E gli sta dicendo che devono essere persone spirituali. Perché devono giudicare la parola di Dio a livello spirituale e devono vedere le cose a livello spirituale. Anche se c'è una guerra che viene contro di noi, fatta di persone in carne ed ossa, con spade d'acciaio, noi dobbiamo vedere quella cosa come qualcosa di spirituale. Quando noi iniziamo a vedere le cose come devono essere, cioè spirituali, noi iniziamo a pregare anche a livello spirituale. Ecco che ritorniamo a quel brano che dice chiedete qualsiasi cosa, perché noi vediamo le cose a livello spirituale e quando noi chiediamo le cose a livello spirituale gli diciamo Signore ferma questa guerra spirituale contro di me, il Signore la ferma, perché Dio non è contro le persone, Dio è contro il mondo spirituale fatto di principati, di potestà, di potenze, di demoni, di qualsiasi cosa che è contro di Lui e contro di noi. Amen. Noi dobbiamo giudicare le cose a livello spirituale. Quando noi iniziamo a vedere le cose a livello spirituale, iniziamo a vedere le cose nella maniera giusta. Quando noi iniziamo a sentire le cose a livello spirituale, noi iniziamo a sentire le cose nella maniera giusta. Il nostro cuore non vede più secondo la carne, ma vede secondo lo spirito. Qualsiasi cosa, anche una follia che viene curata con le medicine. Ma noi dobbiamo guardare sempre che c'è qualcosa di spirituale dietro. Sapete che, credo che tanto tempo fa ne abbiamo parlato, una volta il nostro corpo subisce le influenze esterne, no? I nostri sentimenti, se noi viviamo sempre nel dolore, il nostro corpo prima o poi si ammala. Amen? Questo è un dato di fatto. Noi somatizziamo il dolore e quel dolore in noi diventa malattia. Per cui la malattia del nostro corpo si può curare con le medicine, ma non si cura l'anima. Qualsiasi cosa tu dai a una persona, l'anima resterà sempre ferita e fino a quando non guarirai l'anima, anche il corpo soffrirà sempre. Camperà di medicine tutta la vita. Amen. Quindi noi dobbiamo pregare per le cose spirituali, affinché Dio vinca nelle battaglie spirituali. Vi ricordate c'era anche il discepolo di Elia, Eliseo. Eliseo aveva un servo, no, che era carnale e vedeva le cose a livello carnale. Era una persona, non lo so, che stava con Eliseo, che ha fatto miracoli e miracoli, ha fatto il doppio dei miracoli di Elia, eppure era ancora carnale. E un giorno furono circondati da nemici e Eliseo, come diremmo oggi noi, l'acqua lo bagna e il vento l'asciuga. Nel senso che Eliseo era così, non sapeva che era nelle mani di Dio, anche se c'era un esercito contro di lui, però era tranquillo. Mentre il servo era molto agitato
era un pazzo, perché diceva: come facciamo ora? Moriremo sicuramente. Allora Eliseo ha pregato e ci disse: Signore, aprigli gli occhi, fagli vedere quello che c'è. Gli occhi di quel servo furono aperti e lui vide che erano protetti da angeli, da cavalli e cavalieri. Su di loro c'era protezione forte e potente. I nostri occhi devono vedere le cose spirituali, a livello spirituale. Ogni cosa noi le dobbiamo giudicare secondo lo spirito. Amen? Secondo la mente di Cristo. Più in alto noi arriviamo, più noi vediamo meglio. E questa altezza la possiamo raggiungere nella misura in cui noi ci nutriamo di Cristo. E come ci nutriamo di Cristo? Gesù ci ha detto che se la mia parola, le mie parole, rematà, vivono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Se la rivelazione della parola di Dio vive in te, chiedi quello che vuoi e il Signore te la darà. Amen? Mentre il coro sale, noi vogliamo pregare, vogliamo metterci alla presenza del Signore e iniziare a confessare la nostra mancanza. Signore, noi ti vogliamo chiedere perdono perché veramente ci facciamo prendere troppo dalle cose del mondo, troppo, Signore, dalle fatiche di questo mondo, dal lavoro, Signore, dalla famiglia, dagli amici, dai nemici, da quello che mangiamo, da quello che dobbiamo vestire. Signore, viviamo di queste preoccupazioni, non è sbagliato in sé, ma è vivere essenzialmente per queste preoccupazioni, Signore, che ci allontanano da te. Questo sì che è sbagliato, Signore. Questo è sbagliato assolutamente. Noi dobbiamo riportare la nostra vita sulla giusta strada. Ogni cosa, Signore, noi prima vogliamo metterla alla tua presenza. Prima di ogni cosa vogliamo mettere la nostra vita alla tua presenza, Signore. Perdonaci, Signore, perché troviamo il tempo di fare ogni sciocchezza di questo mondo, ma nel momento in cui dobbiamo dedicarti del tempo, Signore, ci perdiamo e rimandiamo. Signore, ti prego nel nome di Gesù, ristabilisci l'ordine in noi, ristabilisci, Signore, le cose giuste nella nostra vita, ristabilisci in noi le priorità, Signore, ristabilisci in noi il primo amore, riempici di te, Signore. Non permettere, Signore, che le nostre fatiche diventino un peso nella nostra vita. Non permettere, Signore, che i nostri occhi e le nostre orecchie guardino solo e soltanto le cose di questo mondo, sentano e odano, Signore, soltanto le condanne di questo mondo. Vogliamo, Signore, guardare a te. Vogliamo sentire la tua parola. Vogliamo che il nostro cuore percepisca le tue parole, le tue rematà. Signore, intervieni con potenza. Tu hai detto che se le tue parole rivelate, Signore, dimorano in noi possiamo chiedere qualsiasi cosa e tu ce la darai. Signore, non il logos semplicemente, la parola scritta, Signore, ma la parola rivelata. Noi vogliamo, Signore, la parola rivelata in noi. Vogliamo, Signore, la luce su ogni parola, Signore, e vivere di quelle parole, sapendo che ogni cosa che noi ti chiederemo, secondo quella parola, secondo le tue parole, noi otterremo. Intervieni con potenza, Padre, nel nome di Gesù Cristo, nel nome potente di Gesù. In questo giorno abbiamo avuto questa rivelazione, Signore. La parola non deve essere qualcosa che arriva solo alla nostra mente. Vogliamo, Signore, una parola che giunga fino al nostro cuore, che trasformi i nostri sentimenti, Signore. Nel nome di Gesù intervieni con potenza, Signore. Dacci rivelazione, Signore, dacci rivelazione, dacci nuova luce. Facci comprendere e capire la tua parola, Signore, secondo lo Spirito e non secondo la carne, secondo le cose soprannaturali e non secondo le cose naturali, secondo l'uomo che è nei cieli e non secondo l'uomo che vive sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, intervieni. Nel nome di Gesù in questo momento, Signore, passa col tuo Spirito e convincici, Signore, che dobbiamo dare, Signore, una nuova rivelazione alla nostra vita, un nuovo risvolta alla nostra vita, nel nome di Gesù, Signore. Stendi la tua mano per i presenti, per gli assenti, per chi ci ascolta, Signore. Intervieni con potenza nel nome di Gesù. Gloria a te, Signore, santo, Signore, sei degno e benedetto e santo, Signore, nei secoli. Tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, e il tuo nome, Signore, è al di sopra di ogni altro nome.
Gloria a te, gloria al Re dei Re, Signore. Amen, alleluia. Grazie Gesù. Santo Signore sei, degno Signore di gloria, di gloria, di onore. Se un esercito si accampa contro me, Non temerò. guerra oggi intorno a me, Confiderò in te. non temerò nessun nemico che si alza contro me. E se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te. Perché tu sei il mio
Continua a muoverti, Spirito Santo. Noi vogliamo proclamare, Signore, che Tu sei la nostra parola. Noi vogliamo proclamare ancora che la parola deve diventare veramente rema dentro di noi. Noi vogliamo accogliere le Tue parole, farle nostre le Tue parole. Le Tue parole devono diventare realtà, Signore. Alleluia. Sì, Perché Signore, noi vogliamo nel nome essere di trasformati dalla Tua parola giorno dopo giorno. Amen. Perché vogliamo confidare nel Tuo santo nome. Perché vogliamo ottenere la Tua grazia, le Tue promesse, Signore. Perché vogliamo giorno dopo giorno andare avanti. Vogliamo evolverci, Signore. Vogliamo essere portati avanti nel Tuo nome per la Tua gloria. Perché vogliamo fare tutto quello che Tu ci vuoi da noi. Vogliamo essere pronti per ogni cosa nel Tuo nome, Gesù.